Torna all'incubo meningite. Un ragazzo di 15 anni del Monte Bellunese è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso. Il giovane, che frequenta una scuola superiore, ha manifestato i primi sintomi della malattia mercoledì sera. Giovedì è stato portato dai familiari all'ospedale di Montebelluna, dove, dopo diversi accertamenti, è stata diagnosticata la meningite. Il quindicenne è stato quindi trasferito al Cafoncello. In terapia intensiva qui a Treviso, ma è stabile, ringraziando Dio. È stato preso in tempo, quindi noi siamo anche convinti di riuscire a recuperarlo. Stiamo ovviamente trattando i 20 familiari con la terapia antibiotica, chiaramente specifica, e la stessa cosa faremo con gli studenti della classe. Sono dunque una quarantina le persone sottoposte a profilassi tra familiari, amici e compagni di scuola del giovane. Non ci devono essere allarmismi assolutamente, perché la cosa è contenuta, quindi non ci sono problemi. Trattiamo giustamente i contatti stretti, perché questo bisogna farlo. Il caso del quindicenne del Monte Bellunese arriva da appena un mese dalla tragica scomparsa per meningite fulminante di Tommaso Fabris, il 17enne di Tezze sul Brenta, talentuoso cestista del team basket riese. Ma su questo secondo caso, in poco tempo, che sta allarmando le famiglie, rassicura il direttore Benazzi. Questa è la stagione, voglio dire, è abbastanza normale, soprattutto nei minori, che questo avvenga. L'importante è riuscire a individuare subito i sintomi, febbre alta, nausea, mal di testa, eccetera, andare al pronto soccorso e poi essere presi. Ecco, non creiamo allarmismi assolutamente, perché nel corso degli anni abbiamo avuto questi casi, quindi la numerosità è uguale a quella degli altri anni, 2, 3, 4 all'anno all'interno della nostra ULSS, quindi voglio dire non c'è caso di creare proprio problemi.